Buonasera a tutti, benvenuti all'ippodromo del Savio di Cesena. Si comincia con il premio Orogel Green, una prova per cavalli di 5 e 6 anni, non vincitori di 35.000 euro nella carriera. Sono rimasti in 6 dietro le ali dell'autostart dopo il forfait del numero 2 di Elomar. Questo è lo schieramento all'1 Duty Free B, 3 Donatello, 4 Dai Kronos, 5 Don Rodrigo, 6 Epico dell'Est. In seconda fila da solo con il 7 Ellero. Favori per Don Rodrigo, leggermente preferito ad Epico dell'Est ed Ellero, gli altri a quote decisamente più alte. Parti. È veloce Donatello con al suo esterno Don Rodrigo che chiede strada e passa. Così all'imbocco della prima piegata, come prevedibile, Don Rodrigo è al comando nei confronti di Donatello, è rimasto di fuori Dai Kronos. Terza posizione allo steccato per Duty Free B. In seconda pariglia c'è Ellero che precede alla retroguardia Epico dell'Est. 15 il lancio tranquillo per il battistrada Don Rodrigo. Risale in terza ruota Epico dell'Est che non trova opposizione e cerca di portarsi ai lati del battistrada, il quale passa in 29,8 i primi 400 metri di corsa. Don Rodrigo in vantaggio all'esterno Epico dell'Est, in corda Donatello, seconda pariglia per Dai Kronos che precede in corda Duty Free B e all'esterno Ellero. Si viene sotto alle tribune con il leader che continua liberamente in vantaggio. Epico dell'Est si è parcheggiato accanto a Donatello e attende ad andare sulla testa della corsa. I primi 800 metri passati in 59,3, si va sulla curva di destra con Don Rodrigo sempre in evidenza su Donatello. Epico dell'Est di fuori con in scia Dai Kronos il primo chilometro con la mossa dal fondo da parte di Ellero, 1.14,7 in 1000 di gara. Don Rodrigo è in vantaggio di fuori, Epico dell'Est cerca di progredire, Ellero in corda ancora Donatello, poi Duty Free B a 500 dal palo, il battistrada allunga per cercare di tenere a distanza i rivali. 14,1 la retta di là, 1.28,8 i tre quarti di miglio, in vantaggio Don Rodrigo con di fuori Epico dell'Est che prova a non demordere, in corda Donatello e poi Ellero all'ingresso dell'addirittura d'arrivo. Don Rodrigo vi entra con una di margine, Epico dell'Est che sbaglia, poi Donatello, quindi Ellero e Duty Free B in open stretch, Don Rodrigo in netta evidenza nel finale. Don Rodrigo viene rimontato da Ellero ma ha già messo la vittoria nettamente in tasca. Ellero fa bene il secondo, al terzo Duty Free B 1.57,1 sul mio per il successo in coast to coast di Don Rodrigo. Antonio Di Nardo per il training di Gennaro Casillo, i colori della scuderia Casillo & Co. Il figlio di Angus Solle, Ilizia Dei, prende la testa e non la molla più. Corre bene Ellero che fa il secondo in spinta, al terzo Duty Free B in errore l'altro atteso Epico dell'Est. Il successo è tutto però per Don Rodrigo e Antonio Di Nardo. A te Elena.